Rossi sta analizzando, avvicinandosi e studiando abbastanza in profondità una realtà socio-economica e politica interessante, che è quella una vicina a noi, ed è quella svizzera. Chiedo a Gianfranco che ci faccia partecipi di questo approfondimento, prego. Gianfranco Paolo, Federazione dei 10. Eccoci qua di nuovo. Scusate, mi sono portato dietro un po' di... Sì, 12, va bene, grazie. Allora, mi metto qua vicino al computer. Lo scopo dell'intervento mio qual è? Molto semplice, mi richiamo a quello che diceva Giannarciso prima, no? Giannarciso parlava di 5 milioni di euro che vengono destinati a un comune, che è quello di Zero Branco, che ha 12.000 abitanti se non sbaglio, su un totale di 150 milioni di euro, che è il prelievo fiscale che subisce quella popolazione. Una cosa della Svizzera, mi ha fatto venire subito in mente una cosa della Svizzera, ed ho qui la tabella dell'imposizione fiscale federale. Al massimo allo Stato centrale svizzero va all'11,5% del vostro reddito. Io vi ricordo che su 70 miliardi di euro di tasse pagate dal Veneto ogni anno, circa 15 ritornano sul territorio e vengono gestite direttamente da comuni e da province. Non so se rende il paragone. Allora, lo scopo dell'intervento qual è? Lo scopo dell'intervento allora è quello di stimolarci fin da subito ad una fase che sarà successiva a quella dell'indipendenza effettiva, perché verrà il momento in cui dovremo decidere, concordare come sarà organizzata la vita collettiva di 5 milioni di veneti. Allora, il modello svizzero di cui sentirete parlare, di cui avete già magari sentito parlare, di cui sentirete ulteriormente parlare in futuro, è scelto non a caso. È un modello, è uno Stato, è una repubblica, quella svizzera, che ha dei plus per la popolazione. Primo, permette alla popolazione di esercitare direttamente la propria sovranità attraverso gli istituti di democrazia diretta. Secondo, con la sua struttura federale, concede, regala amplissime autonomie alle comunità, via via più ristrette. Il nocciolo, il cuore della vita comune, collettiva in Svizzera è il comune e il cantone. Molto più residuale invece è la struttura centrale, diciamo, che organizza un po' quelle che sono le politiche nazionali, che è la struttura che risiede a Berna, cioè il governo federale. È un modello che funziona, sì, funziona molto bene, ed è un modello anche collaudato. La Repubblica Federale Svizzera nasce nel 1848 con la Costituzione appunto del 48, che già la definisce allora come federale, cioè dà alla popolazione svizzera quel decentramento che è già un plus che noi non abbiamo, ad esempio. Anzi, noi stiamo subendo un processo esattamente inverso proprio in questi mesi, in questi giorni. Ma non basta, altre due date sono importanti. Una è il 1874 e l'altra è il 1891. Nel 1874 le popolazioni svizzere ottengono che in Costituzione sia inserito il diritto di proporre referendum da parte degli svizzeri stessi, sia a livello comunale che cantonale che poi federale. Nel 1891 sempre il popolo svizzero riesce ad ottenere che venga messa in Costituzione la possibilità di fare quella che viene chiamata iniziativa popolare, cioè di proporre direttamente dei testi di legge, naturalmente supportati da un certo consenso.
nel 1891, cioè si completa il percorso democratico della Svizzera, che la vede come un modello che funziona da allora, cioè una repubblica dove vengono eletti, come qua, dei rappresentanti, ma una repubblica che nel contempo al potere dei rappresentanti, degli eletti, contrappone il potere della democrazia diretta, cioè della sovranità di noi tutti cittadini. Quindi è un modello che funziona e che è collaudato. Perché è importante parlarne già da subito e perché è importante informarsi già da subito? Perché appunto verrà un momento in cui verrà data forma, verrà data impronta, verrà data struttura alla prossima Repubblica, alla Repubblica Veneta. E credo sia importante che la Repubblica Veneta abbia una struttura, dei meccanismi di funzionamento che siano ben diversi da quelli che regolano il funzionamento italiano. Tra l'altro, col plebiscito digitale ci siamo resi conto, e spero ve ne siate resi conto magari quelli che hanno partecipato, magari tenendo appunto dei seggi elettorali, ci siamo resi conto che ai veneti piace decidere. E piace decidere anche su cose complesse, perché oltre alla domanda se volevi che il Veneto diventasse una repubblica federale, indipendente e sovrana, c'erano gli altri tre quesiti che facevano questioni non banali. Vuoi che il Veneto rimanga in Europa? Vuoi che il Veneto tenga l'euro? Vuoi che il Veneto resti nella NATO? E la gente lì era ben contenta di decidere, di dire la propria, forse anche perché consapevole che chi la governa in questo momento non è di sicuro più all'altezza di lei di rispondere e di decidere su certe questioni. E allora è importante che questo modello svizzero cerchiamo di impararlo, cerchiamo di studiarlo, cerchiamo di osservarlo e di farne nostri i principi di funzionamento. Perché quando ci sarà l'assemblea costituente che deciderà, grosso modo, che deciderà la struttura della Repubblica Veneta, è importante che questi principi vengano condivisi e trovino affermazione. Perché io ho una preoccupazione, perché se è vero che ai cittadini piace distinto, ok, magari senza conoscere come funziona eccetera, ma piace distinto quel modello, è altrettanto vero che ai partiti politici che detengono il potere adesso, qui in Veneto come nel governo centrale, state sicuri che questo modello fa terrore, perché questo è un modello che limita il potere di disporre della spesa pubblica, e quando limitiamo il potere di spendere noi azzeriamo il potere dei partiti politici. Questo è. Sarò brevissimo. Allora, già all'interno sia di plebiscito e adesso a maggior ragione di Veneto Sì, perché questa è la visione della Repubblica Veneta di Veneto Sì, ma come abbiamo visto è anche la visione di Rinascimento Veneto, altrettanto non si può dire di altri movimenti, partiti eccetera. Ecco, questa visione va alimentata e condivisa, cioè noi qua dentro, se non ne siamo informati sufficientemente, vi prego, cominciamo ad informarci. Veneto Sì ha già istituito una serie di gruppi di studio, io credo che a breve partirà anche un esperimento molto interessante che riguarderà proprio la bassa padovana, cioè una cinquantina di comuni che vedrà
vedranno dissimulare un'organizzazione proprio di un cantone, okay? Quindi con il funzionamento dei cantoni, con il governo, con l'elezione del governo cantonale, eccetera, con l'applicazione degli statuti comunali. Perché? Perché dobbiamo abituare la gente, se vogliamo che la Repubblica Veneta non sia un'Italia in piccolo, dobbiamo abituare la gente a coltivare libertà e democrazia. E la si coltiva preparandosi. Ecco, l'importanza della formazione e della preparazione, signori, ci viene data da un emerito sconosciuto che si chiama Joseph Deiss. Questa è una citazione, davvero uno sconosciuto, ma è uno sconosciuto anche per i cittadini della sua patria, che è la Svizzera, per la maggior parte perlomeno. Questo signore è stato presidente della Confederazione Elvetica nel 2004 ed è una citazione che magari chi era a Cittadella ha già sentito, me la porto dietro molto molto cara. La democrazia diretta richiede una cittadinanza matura e responsabile. Visto dall'esterno può causare perplessità il fatto che in Svizzera la gente sia consultata di routine su decisioni a volte anche estremamente complesse. La risposta è che in Svizzera comprendiamo che la democrazia diretta è sempre un processo di apprendimento collettivo. Ecco l'importanza di imparare, di capire, di studiare. Facendo parte del processo politico ed essendo coinvolti nel pubblico dibattito, gli elettori diventano più responsabili ed esercitano la loro responsabilità più attentamente. Questa è la differenza tra essere cittadini elvetici ed essere sudditi di uno dei peggiori inferni dittatoriali del mondo, che è l'Italia. Quindi prepariamoci, guardate che è di una banalità estrema, abbiamo anche la fortuna, sappiamo bene o male, sappiamo anche l'italiano, basta accedere a qualsiasi sito governativo del Canton Ticino, dove l'italiano è lingua ufficiale, e vi trovate tutta la documentazione che volete, tutta. È tempo ormai di condividere e di coltivare questa conoscenza. Grazie. Grazie.